I sin rivassa a Monte Aperta e sin praticamente tra i comuni di Taipane e Lusevere. I sin proprio su une sclapidure, su une faglie veramente importanti che si chiama faglia Staroselo Barcis. Una faglia che è lunga 100 km e che mette a contatto rocce che sono fatte di marne arenarie di 40 milioni di anni fa dall'Eocene con rocce come che ha staman di dolomie di 200 milioni di anni fa. Esattamente su queste fratture, sotto di noi, si è sprigionata le partite il terremoto dal 1976. Le faglie si è motte, la roccia si è spaccata, rocce come queste è diventate farine come che ha queste man, e l'energia che si è sprigionata è arrivata fino in superficie e ha colpito Glemone e poi tutta la montagna, le pedemontane furlane. Si tratta di un puesto talmente importante dal punto di vista della geologia che è stato inserito tra i geositi del Friuli Venezia Giulia. È un elenco di puesti da che la geologia è talmente importante che avviene in tutti i bandi a Viodi. Perché è importante questo puesto? Perché praticamente sulle faglie da che si tratta in Cumò, su queste grandi sclapidure, si incontri in fuarcis che vengono dal sud, quindi l'Africa che sburte, l'Europa che cirdi tignibot, e le fuarcis che si scatenano su queste fratture sono talmente potenti che distruggono le rocce e fanno diventare una rocce dure un savalone. E il terremoto dal 1976 non sa riguardato che siamo in una zona sismica e che per questo motivo i vindi sta attenti e sa che il terremoto che è venuto tornerà. Una delle zone più importanti per questo terremoto è esattamente queste grandi faglie lunghe 100 km. Come per fortuna sa che è stato, si arriva a studiare che è succeduto e sa che può venire. Da ordine di queste montagne, è una vallata che si chiama la Val Racolana, si fa vele poche quando si fa vele di terremoto da Val Racolana, ma anche lì è arrivata e in particolare è un borg che è fer al 1976. Dopo di quel momento nessuno è poi tornato a stare a quel borg che la ringa Viodi di Bot. Si arriva al Mies de Montagnes e in particolare si al comune di Scluse. Sotto di noi l'abitato di Scluse e da quattro bande da Felle viene l'abitato di Racolane. Il terremoto ha fatto veramente la differenza. A destra da Felle gli chiasi sono costruiti sulla roccia, a sinistra sono costruiti sulla galeria. La forza del sisma è stata differente. Gli chiasi sulla roccia è anti-nude. Invece l'abitato di Racolana è stato praticamente completamente distrutto, ma per fortuna perfettamente ricostruito dopo dal terremoto. Io ero con la famiglia. Mi pensi che ero di 2 anni e torno alle 9 di sera ero pronto per ero in taglietto e io mi sono sentito questo rumore che evidentemente nessuno aveva mai provato. E dopo io di frutto, istintivamente, ho fatto, mi sono messo tutti gli inzui, mi sono copiato le musiche con gli inzui, una roba inutile. Si è sciolto e tutto il paese a scuro
per fortuna non pioveva. Dopo l'arrivata della seconda scossa era un po' alza una parete, a un muro, che la mattina dopo si alza violi, lui era creva. Tutto il paese era un brontolà, un bosà, un disperarsi, si sono portati fuori dal paese. E dopo plan plan si era in una sorta di punto di raccordo tra parentesi. E i primi Savinio Sacchiori sono stati alpini dal battaglione cividale. Ci hanno chiamato su un par di ore dopo, ci hanno portato al campo sportivo, ci hanno dato le cuverte e abbiamo passato la notte sotto le stelle, sotto le stelle. Che sera io non ero proprio in che sborca qui, io ero in fondo del paese e per me era stata una brutta schiassata, no? E sul momento però ero giovane. No, la reazione è stata proprio una reazione dura, no? Allora se ci fosse venuto su di corsa verso chiesa, no? Vedevi su tutte le chiese che erano un po' disfatte. Quando si è arrivato sul punto, mi è venuto in quinto mia madre e ha detto che aveva poi un disastro, no? L'era risolto quasi tutte le chiese, no? E dico, ma tu ti hai posto? Sì, l'ha detto, non si è posto, l'ha detto. Allora da le nonne, che era in tal sprang, l'ha detto, e non si sapeva che era, no? Comunque, era tanti di lasciare dentro, no? Allora si è venuto qua di corsa, si è cominciato a rientrare, no? Anch'io dentro, no? Ma era un putiferio, no? Non si poteva entrare, no? E in che arriva su un uomo, con le nonne su per le schiene. E l'aveva tirato fuori, anche lui la sentiva vosare lassù e l'ha tirato fuori, perché la mia chiesa non era colata dal tutto, era restata su, no? Si è rivelata, ma era restata su, è arrivata tipo a tirarla fuori, no? Io, la sera del terremoto, io gestivi l'albergo Pesamosca a Chiusaforte e ieri da ora il bank, perché avevi le femmine, mia moglie, le femmine, i frutti, avevi due frutti a dormire per ore, dentro al bar, alle tanti militari e anche operai. Quindi, quando è arrivato il terremoto, tutto un fuggi. Però le prime scosse sono state anche deboli, no? Quindi il primo colpo, tutti fuori. Dopodiché, io che avevo due frutti a dormire per ore, si rientrato di corsa per là a recuperare. Insieme con me, in automatico, perché nessuno era mandato noi, un operaio è venuto a dormire perché sapeva che aveva due frutti a dormire. E si è arrivato in camera, uno dei frutti era là sotto il letto, che l'altro, che era più piccolo, le frutta che era più piccola, era sul letto, terrorizzata, inchiappata, e si è partito per riesci. Quando era lungo le scale, che erano due rampi di scale, le partite le seconde scosse. E devo dire il vero che per smontare le due rampi ho avuto un trauma, che non arrivava in chiappare scalini. No. E si è arrivato a Iesci esattamente quando l'ha smettuto, si è esce in strada. E allora a quel punto è venuto in salvo, no? Perché insomma, erano all'aperto, per cui non poteva colarnos noi più per chiave. La seconda scossa era dentro, perché tra la prima e la seconda non è passato tanto tempo. Non è stata fortuna, non si avrà neanche comunque la macchina, perché effettivamente dopo le strade, se era con la erano strenti. Erano in un paese dove non entrava, cioè entrava forse nelle macchine, duzierate, quindi
Eppure non vi avuto dam, se no, ma sì, sugli edifici c'è una persona che si è rotta le gambe. Una fortuna o un miracolo. Era un paese, era un borgo di 120 vottiasis, tutti piccoli, cioè tutti talmente stretti che non passava, che era l'unico posto che arrivavano le macchine. Di cui arrivavano le 500. Allora giusto spazio per arrivare le macchine, il resto non era, erano straduti su 1,20 m, 1,10 m. Allora come si viaggiava per tutti i coperti. Si poteva passare, si viaggiava per sotto come per dove, no? Allora era un borgo un po' particolare, no? Le fontane, io stavo proprio a Piazza delle Fontane, no? Avevo le chiese grandi, io, dopo le altre chiese, ben 3 stalli di vicino, ben elevati. Dopo 2 giorni che avevo combinato tutto, sì, tirato sul morale, abbiamo cominciato a tagliare tutti i segnali dalle strade, i tabelloni pubblicitari, e abbiamo cominciato a fare una baraccuta vicino ai tendi, no? Per mettere dentro tutti che arrivavano a salvare dalle chiese, che il pochettino che arrivavano a tirare fuori, no? Abbiamo cominciato a arrangiarsi così, insomma, no? E dopo si lascia aiutare che altri che avevano più bisogno, insomma, no? Sempre tramite i militari, dal campo di Ballon, che era attaccato alla caserma, abbiamo messo su una tendopoli e abbiamo praticamente passato l'estate in tendopoli. Parole che volte nessuno sapeva che voleva dire, o c'è ieri. Abbiamo passato tutta l'estate lì, noi portavamo ogni giorno la colazione la mattina, il mangiare, il pranzo, la cena, per tanti famiglie che non avevano neanche tutto il ben di Dio in chiesa. Fino al mese di settembre, quando è arrivata la seconda scossa, non siamo più forte. Non è venuta al campo, la scossa è arrivata un po' prima di mezzodì. Io mi penso che ero a giocare, ha cominciato a tremare, era stata una roba impressionante, era come se fosse un tappeto volante. Dopo è stata fatta la scelta dall'autorità di governo che vota di chiappare su tutti gli appartamenti che erano sul litorale, Grado, Bibion, Lignan, si nasciu, abbiamo passato un par di mesi lì, mi penso che erano anche le scuole. I frutti di Grado, che erano non, e l'avevano la mattina e non l'avevano dopo di mezzodì. Addirittura anche i frutti erano distribuiti, anche in Varacolana, erano in campos. A chi aveva anche un campo di lavoro, il cosiddetto campo Mandi, perché non sono andato nemmeno in tanchi. Sono arrivati dall'Italia, dall'estero, per vioni dalle in, per dare man e per tenere da conto dei frutti. Io avevo una casa, avevo questa casa che è in Giacomo. L'unica dama che avevo avuto un copriamento che mi è colato io. No, dico, anche io veramente l'avevo fatta nuova, con tutti i crismi cinque volte, quindi ero quasi sicuro che il terremoto non l'aveva distrutta. Però il momento era difficile, era Jugoslavia. No, qui non è stato grandi danni di terremoto.
che dicevi sempre a mio figlio, no? Terremoto per non ha cambiato anche il mondo. Sì, non è tanti anni, no? Però di una dia che l'altra non si è portato un salto. Dal brutto, perché abbiamo tanti morti, anche sì, però anche al benessere. Perché in questo paese qui, ieri come in altre parti dell'Italia, erano i gabinetti rionali, uno su 5 mesi. Tu lavi dai campi, non è che sia stata troppa abbondanza. Non a chi è escluso abbiamo avuto queste zone di rifugio, ma la maggior parte delle famiglie alla Val Racolana aveva le sottendi nei pressi anche dalle chiese, per avere anche un po' di tutele di cercare. E dopo abbiamo avuto il borgo in particolare di Chiù degli Uomini, che è stato popolato la giornata lì stessa. Perché mica sa me che era anche una zona di vero pericolo, che in Chiemò. No, il borgo è un borgo fantasma, ma no nei ricordi, nei ricordi che erano lì, che sono purtroppo le vie, e tanti tornano a fare un giro a Viodi, c'è che era stato di quel borgo. Stiamo lassù al borgo di Chiù degli Uomini e questa è l'unica strada per arrivare a Borgade. Invece di sapere che a un certo punto all'inizio del Novecento erano in più di 60 persone, ma queste è aree e io in Chiemò le uniche strade per arrivare su in Borgade. Chiù degli Oms. Chiù degli Oms vuol dire un seraglio degli uomini, dove erano gli Oms dentro. Capite? Che dopo il cognome si chiama degli uomini anche, no? di queste popolazioni che vivevano qua su. La signora che abita in questa casetta qui da ora è una degli uomini, che è anche mia cugina, figli di fratelli. E lei proviene che chiesa lassù. Lassù dicevi che a lei è succeduto, siccome le terreni di riporto, tutte le terreni di riporto lassù, con le schiassate si è sbassato, infatti sugli orli si vedeva le fratture che si erano sbassate, per cui io credo che il geologo di conseguenza aveva optato per non costruire. Si imparzore dall'abitat di Salette. La strada è a circa 10 minuti più in basso da Chessinu. Assim proprio all'ingresso dal Chiù degli Uomini. È importante capire la questione geologica e ciò che è succeduto. Noi si trattiamo da un punto di vista geologico e anche geomorfologico su un terrazzo lasciato dal fiume Racolane miliardi di anni fa. È un terrazzamento piatto fatto di glerie. Queste glerie ha subito una situazione particolare proprio durante il terremoto del 76. Invece di pensare che le scosse sismiche che arrivano da rocce, da sottiere, da sotto di noi,
ai rivade e passate da rocce alle glerie e si è amplificate. Anche una roba più importante è succeduto. Si è succeduto un fenomeno che si chiama fenomeno di bordo. Praticamente sui bordos dal terrazzamento le forze dal terremoto si amplificano. Quindi la scossa è stata un'evore più forte rispetto a Salet, rispetto a Scluse, a Racolano e via di seguito. Per questo motivo e per i dams che si sono sviluppati alle chiese del borgo del Chio degli Uomini, i geologi già che volte hanno deciso di abbandonare la borgata e di che volte questo è restato così intatto come il 6 di maggio del 1976. Qui, in che sera del terremoto, che era del 76, non era più nessuno, erano una persona sola, che erano le mie cugine, no? Che abitava anche lei a Valbruna, però periodicamente le veniva qui in casa, che spaventata come era, non le arrivava più a Pit, per Troi. Si è buttata io a rotolo, io per le rive. Beh, non era pericoloso, diciamo, ma si acchiappava un albero. Quindi si è salvata così. Sono entrato con me in una chiesa dal 1829, che è forse la chiesa più importante da borgade di Chio degli Oms. E si vive proprio gli ultimi momenti del terremoto del 1976. Si vede le sclapiduri sui muri, nonostante le chiese fossero fatte bene, perché sono fatte di clap, di malte, tutti gli architravi sono fatti scolpiti in pietra. La borgata non ha resistito veramente a una forza così importante, per cui dopo si è deciso di abbandonare queste borgate che è stata segnata per sempre da che forze veramente importanti di Chignot. Io sono nativo proprio di Salet, a 50 metri di che spunto. Forse sei un maschile, quasi il terzo più anziano delle vallate. I miei riguardi partono dal 48 e siccome io avevo dei parenti e frequentavo a Vonda le borgate, e racconto che nel 1948 al 1950 lassù erano circa 60 persone. E era una bella borgata perché io di frutto mi piaceva scoprire certe robotte, anche se partivi di Salet. Allora, mi ricordo però che i primi eventi da spopolamento in modo particolare e sono avvenuti di conseguenza alla costruzione di una diga che doveva fare anche le dighe. Che dal 1948 hanno iniziato i lavori. Le ditte e le società che portavano avanti questi lavori hanno cominciato a cercare mandavele pagando i loro beni. No? Diverse persone hanno venduto le proprietà e l'hanno ceduto altri siti per cui sono là diversi in Argentina, in Uruguay, però tante gente sono là verso Tarvisio, che erano zone spopolate di conseguenze delle guerre che tanti austriaci avevano lasciato i loro beni per optare di là abitare in Austria. Che l'avevano lassù e che avevano in affitto certi territori, eccetera. E lassù si sono trattati bene. Quanto la sole ha più vita, più possibilità di produrre redditi in tutti i modi, anche campagne, no, che chi non era.
Come che vi vedeis, la natura sta tornando dal mese da rovinis di queste borgate. Sono gli arbui che acciappano gli spazi dove che hanno gli chiasis, gli stalis. E che poi invio di anche le fiette dal terremoto sulla struttura. Erano chiasis ben fatti, ma nonostante questa sono crollati. Il mur di teste è proprio distaccato dal mur portante. Si è avviata una sclapidura che entra dentro una mano. Tante volte si vedono anche le sclapidure a forma di X, che sono proprio un segno chiaro di ciò che è la forza dal terremoto. A ciò da Joms, il terremoto è stato veramente più forte che in tutte le vallate. E questi sono i segni che non si è lasciato. E è una situazione veramente particolare, perché abbiamo di fronte a noi anche un lieto intero, che probabilmente si chattava al primo piano e che tagliamo come è crollato dal punto da che lo vedete. Queste testimonianze hanno fatto capire proprio la vita che si svolgeva da borgate e di come che l'uomo si era veramente ben inserito con la natura, i chiams da urdachiasis, gli chiasis, gli stalis e gli stanzis da quella che si viveva. Che veramente si intornasse dal 6 di maggio del 1976. Lassù lei un acquedotto che non butta tante acque, no? Bastava per fare bisogno della popolazione col seglotto. Però se veniva un'emergenza, avevo di chiarire il seglotto. E in bande era fatta un'apertura che dentro, con l'acqua di recupero, era un laghetto, no? Che serviva per eventuali incendi. Perché là dentro chiappavano l'acqua col secchio e le portava via. Questo era il motivo per cui era fatta che fontana è. Ecco, si arriva alla fontana da Borgade, un po' che il simbolo proprio di queste chiute da Joms. Un vore speciale come fontane, perché appartava poche aghe, ma mi dicono un vore buine. E da ur di queste fontane è una grande vasche e da quel barcone lì si poteva entrare qui se gloss per chiappare l'acqua in caso di incendio. Quindi era una fontana che aveva una doppia valenza per bevi e di antincendio per salvare tutta la borgata. Dunque in Friuli il terremoto l'ha veramente segnato. Ha segnato le int e il territorio. E lei è un prima e un dopo dal terremoto. Chi ha sinta il prima dal terremoto, il resto da Valade è il dopo dal terremoto, da che i chiasis, gli stradis, le persone sono cambiati.